Rabbia e dolore a Schio dopo il suicidio di un altro imprenditore, manifestazione dei colleghi con fiori ai cancelli, 3 suicidi in Veneto in pochi giorni, collegamento in diretta nel corso del nostro notiziario. Buonasera, ben ritrovati all'edizione regionale dei nostri telegiornali che, come avete sentito dai titoli, anche questa sera apriamo con la vicenda di Schio, un altro imprenditore, il terzo in pochi giorni che si è tolto la vita. La notizia l'abbiamo data nel corso del telegiornale di ieri. A Schio rabbia e dolore si sovrappongono in queste ore nell'azienda di Elia Marcante. Questa mattina è stato un viavai di amici e di imprenditori per ricordare appunto questo imprenditore. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di lunedì, proprio nella stessa giornata in cui un altro funerale di un altro imprenditore che si è tolto la vita nei giorni scorsi a Treviso, quindi in contemporanea, quasi in contemporanea, il saluto a 2 imprenditori vittime della crisi. Ma per saperne di più, per capire lo stato d'animo, per sentire anche le iniziative in corso, ci colleghiamo adesso proprio con Schio, dove si trova per noi Carlo Inghilleri, con una rappresentanza di imprenditori ma soprattutto con i figli della vittima. Carlo. Sì. Buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori. Siamo all'interno della Zimac ed è toccante pensare che proprio a pochi metri da dove ci troviamo in questo momento si è consumata l'ultima tragedia della crisi. Elia Marcante, 65 anni, si è tolto la vita proprio all'interno dell'azienda per cui aveva voluto vivere e a cui aveva dedicato la sua vita. Elia Marcante è uno di quegli imprenditori che aveva cavalcato il boom economico del nord-est, che aveva costruito il miracolo economico del nord-est, un uomo conosciuto, amato, apprezzato, un guerriero è stato detto di lui, un uomo di sport, presidente del calcio Schio, un uomo che conosceva quindi anche le regole dello sport, sapeva vincere e perdere, ma nella partita con la crisi non si trattava più di vincere o perdere, qui si trattava di non credere più alle regole del gioco. Marcante probabilmente non si riconosceva più in un mondo che era cambiato molto, troppo dagli anni 70, quando aveva messo in piedi questa azienda. Noi in questo momento ci troviamo accanto ai 2 figli di Elia Marcante, con Cristina e Luca, a cui ovviamente innanzitutto porgiamo il nostro cordoglio per quello che è successo e che ringraziamo per averci ospitato. Loro sono qui perché vogliono lanciare un appello forte, determinato, drammatico, mai più che come stasera. Un appello alle istituzioni perché non ci siano altri Elia Marcante, perché non ci siano altri imprenditori che muoiono per la crisi, perché venga trovato un antidoto a questo virus che è la crisi, una malattia che a quanto pare è diventata mortale. Cristina, è lei che ha ritrovato il corpo senza vita di suo padre? Sì, mercoledì non tornava a casa e non era un fatto insolito perché normalmente lui la sera stava qua anche oltre l'orario normale di lavoro, perché si sistemava le sue cose, pensava, però ci siamo preoccupati perché negli ultimi 15 giorni era molto giù, ci aveva confessato di non farcela più, di non avere neanche più la voglia di lavorare, e questo era preoccupante perché noi gli abbiamo manifestato la nostra vicinanza, gli abbiamo detto: papà, se tu non ce la fai ci siamo noi, siamo grandi, è un bel po' che siamo in azienda, mio fratello soprattutto. Non ti preoccupare, ce la facciamo tutti insieme, per cui l'unità familiare assolutamente era una cosa su cui non ci poteva essere dubbio. E per lui lavorare non era un problema, il lavoro era la sua vita, lui lavorare ci ha insegnato che lavorare è una cosa nobilitante, è una cosa che è bella, la vita, cioè lavorare, fare un lavoro che ti piace, insomma, non è un sacrificio. Aveva trasmesso dei principi solidi. Sì. Lavorare nobilita l'uomo, ovviamente bisogna mantenere la parola con i fornitori, bisogna rispettare
i dipendenti. Sì, la cosa che lui ultimamente, proprio i primi piccoli segnali sono stati proprio questi, il fatto che lui non potesse rispettare la parola data con i clienti, ma soprattutto perché per soddisfare i clienti avrebbe fatto di tutto, però per soddisfare fornitori e operai ci voleva qualcosa che lui non riusciva più ad avere, non era colpa sua questo. Principi solidi che purtroppo oggi Elia Marcante si era accorto che non trovavano più riscontro in questo mondo. Luca, lei lavorava gomito a gomito con suo padre e si aspettava un gesto così estremo? No, sinceramente non se l'aspettava nessuno, non solo noi della famiglia, ma anche proprio tutti chi conosceva mio padre. Era proprio una cosa che era l'ultima cosa che ti potevi aspettare, soprattutto visto il carattere e la combattività che aveva sempre avuto nel lavoro e in tutte le cose che aveva fatto, anche nel discorso del calcio, nella passione in cui credeva, e anche là quella volta ha ceduto solo quando non c'è più creduto, perché ha visto che non era più un mondo pulito quello che lui credeva fosse, e in quel momento si è tirato indietro giustamente. Nel lavoro era riuscito a portarlo avanti finora e poi è successo quello che è successo. Adesso toccherà a lei prendere le redini di questa azienda che, voglio ricordare a chi ci ascolta da casa, che non era un'azienda che rischiava di fallire, era un'azienda che era travolta dalle onde alte della crisi come tante altre aziende. È un'azienda che purtroppo si è trovata in difficoltà come sono tutte le altre aziende. Abbiamo cercato in tutte le maniere di mettere al corrente, cioè di far entrare in quest'ottica anche mio padre, perché lui giustamente è sempre stato uno che ha più curato l'esterno, il contatto col cliente, quindi sentiva meno il contatto con i fornitori, cioè per lui era una cosa scontata. Questi problemi ha cominciato a viverli adesso e non è riuscito ad affrontarli. Qual è l'appello che lanciate oggi, forte, al mondo della politica, delle istituzioni? Secondo me bisogna trovare, deve esserci una strada unica per tutti, e deve esserci un progetto che sia un progetto, non tutto quello che c'è adesso, che si sente per televisione, per internet, tutta questa incertezza che fa sì che nessuna ditta, nessuno creda di investire in qualcosa in un futuro. Quindi tutto questo penso che va a influenzare tutto il discorso dell'economia e tutto quello legato all'economia stessa. Carlo, mi senti? Sì, si dice che chi vive nel ricordo non muore mai. Che cosa farete per tenere viva la memoria di un uomo come suo padre? Beh, penso che le testimonianze di questi giorni siano un simbolo di quanto lui rimarrà nel cuore di tutti. Penso di tantissime persone, dal più umile ai personaggi più importanti che può aver conosciuto nella sua vita, con la sua ditta, umanamente, a livello calcistico. Tutti lo porteranno nel cuore sicuramente. Poi quello che ci sarà dopo di reale, penso che lo costruiranno proprio in base al suo ricordo e in memoria sua, per ricordare questa voglia di combattere. Carlo, mi senti? Che ha sempre avuto. Carlo? Un uomo che non verrà dimenticato, Elia Marcante. Certo che quella delle morti per la crisi è una situazione Carlo, mi senza senti? precedenti. Carlo, mi senti? Un fenomeno che bisogna arginare, un vero e proprio bollettino di guerra, come ha detto Carlo, lo mi stesso senti? governatore veneto Luca Zaia. Basti ricordare che solo negli ultimi 10 giorni ci sono stati 3 imprenditori che si sono tolti la vita. Grazie a Carlo Inghilleri, per questo collegamento. Casomai ci ricollegheremo più avanti, non riesco a capire, non mi sentiva, ma vediamo se si riesce a ripristinare il collegamento, perché le domande da fare a Inghilleri erano molte, soprattutto le domande che avrebbe potuto e dovuto rivolgere ai figli dell'imprenditore scomparso. Ma proseguiamo con il telegiornale, Non abbiamo ancora molto tempo perché appunto siamo andati abbastanza lunghi con il collegamento di Schio, quindi alcuni servizi annunciati nei titoli sono rimandati a domani. C'è solo il